Amici bellini, allora con molta calma, questa è una di quelle giornate in cui siete voi che dovete pompierare a me. Ma perché io sto tutto esaltato, sto tutto emozionato. Chi mi segue su Instagram l'avrà visto, ho fatto un pochino di diretta, era tutto complicato, mi hanno fermato un sacco di amici bellini che bacio fortissimo e ringrazio. Devo passeggiare, devo circolare, devo passeggiare. Allora, prima di tutto vi iscrivete al canale, prima di tutto lasciate i like, 4000, arriviamo a 4000 like perché 4 a 0, 400 non bastano, 4000 si può fare, voi credeteci, tutto è possibile nel calciomercato, ricordatevelo. E state tuned perché tra oggi e domani io non so, può essere pure che vado live tra un'oretta. Non so niente, è tutto in divenire e dobbiamo con calma. Vorrei postare qualche cosa, qualche video che ho fatto allo stadio. Poi domani mattina ci sarà sicuramente analisi tattica. Vediamo un pochino di fare le pagelle, tutte le cose perché dallo stadio è tutta un'altra cosa. E mi rendo conto e capisco e finalmente posso compenetrarmi quando si vede l'entusiasmo, quando si vede tutto uno stadio che ti sostiene, che urla insieme a te, eccetera, eccetera, e vedi delle cose e non si può non lasciarsi andare e dire questo è l'anno buono, siamo partiti. Calma, non ho ancora sentito Spalletti, non so niente. Eravamo io, Fabio Versatile, c'era il mio babbo, ho incontrato Alessandro, tutti i tifosi, moltissimi tifosi, il telefono in fiamme. Il telefono in fiamme e sono tutto emozionato e non mi riprendo più. La partita, allora, un commentino veloce alla partita, che non passa in secondo piano perché è la partita che è importante. Allora, con calma, calma, calma. 4-3-3, eccetera, eccetera. Cose che già sappiamo. Nel primo tempo, quando il Napoli ci metteva un pochino, comunque attaccava Napoli, quello che ho detto agli amici abbonati subito, partita autoritaria. Parole di Angioletto, Parole di Angioletto che sposo. Un abbraccio ad Alessandro Granato che mi ha fatto la fotografia dallo stadio alla curva. Calma. Partita autoritaria, dice Angioletto, e secondo me ha ragione, perché ti pigli il pallone, attacchi, ho notato questi lanci verticali dei due terzini, sia Di Lorenzo che provava a lanciare in verticale a scavalcare Lozano, sia Mario Rui con Kvaratskhelia. No, che resate quando lo stadio ha dovuto dire Kvaratskhelia, tutto quanto che non si capisce. Calma, calma. Anche perché... stesso io. Anche perché il mercato è ancora aperto e se lo potrebbero comprare a Kvara. Siamo in difficoltà, abbiamo un po' paura che se lo possano comprare subito perché il ragazzo sta già a 3 gol e un assist. Il gol che ha fatto, non lo so, il secondo, perché il primo è un missile che lui si prepara e tira e prende praticamente il palo, così, una cosa straordinaria. Il secondo fa una cosa bellissima perché lui fa proprio il dribbling, la finta col destro se lo porta sul sinistro e incrocia. Allora avevamo ragione quando abbiamo detto questo ragazzo c'ha i colpi, è chiaro che lo dobbiamo aspettare, ma si vede già che ha più colpi dei suoi compagni e si capisce che è atleta e che è uno che il pallone sì, ma seppur se lo metti nel campo di basket, Kvara è forte. E quindi sono quei giocatori che li puoi... Secondo me non lo devi nemmeno... Secondo me non lo devi nemmeno inquadrare troppo tatticamente, non lo devi far soffrire in ripiegamento, non fa niente, non fa niente, facciamo fare il doppio lavoro a Mario Rui, a Kim, perché Kim pure mi è sembrato molto attento nelle chiusure, preciso, a volte si buttava pure dall'altra parte. Ci sono piccole cose che si possono limare, si può crescere, però il ragazzo lasciatelo libero di puntare perché poi quando magari ne può perdere uno, ne può perdere due, e ho visto anche Spalletti perché dallo stadio si vede, non tutti le inquadrature, dallo stadio si vede che Spalletti qualche cosa gliela dice e ho visto Kvara che chiedeva pure scusa. Però c'ha il talento e tu il talento lo devi lasciare anche libero di esplodere e di prendere decisioni, no? Celotti. Quindi, bene. Aspetta, piano, con calma diciamo tutto. Allora, se vogliamo essere proprio puntigliosi, il primo tempo ho visto un po' in affanno di Lorenzo, sinceramente, però in crescendo. Nel secondo tempo ha fatto delle ottime cose in chiusura, eccetera, eccetera. All'inizio un po'
un po' farfuglione, un po' arruffone, un pochino impreciso magari nei passaggi con Lozano, non si sono trovati benissimo, però poi in crescendo. Mi è piaciuto Ruckman. Sul gol del Monza ho gridato solo io in curva perché c'era quella depressione, ma piato gol. Io stavo guardando solo Amir, perché? Perché poco prima, nel momento di quel calcio d'angolo, Amir mette male il piede, quindi tipo una sorta di leggera distorsione, e quindi stavo guardando che zoppica, stavo guardando solo lui. Nel momento in cui arriva il cross, lui prova a saltare, lo spingono a due mani e io a Lucco, non vi preoccupate, tutta la curva B, non vi preoccupate, non esiste proprio, questo deve andare al VAR, lo deve annullare su... Non esiste, bisognava andare al CONI a fare, perché sarebbe stato proprio uno scandalo. Poi mi dicono pure che c'era il rigore netto nel primo tempo su quel tiro di Anghissà, che però dalla nostra postazione non si vedeva il rimpallone, quindi quella mano non si è vista. Però bene così. Quindi nel primo tempo un pochino si poteva far meglio a livello di riempire un pochino l'aria, perché Osi alle volte risultava un pochino sempre isolato. Anche Kvara, se tu lo aiuti e lui non deve avere per forza il puntare l'uomo e andarsene da solo, può scambiare. Mi è piaciuto tanto Zielinski, che lo vedo proprio in forma, lo vedo quelle cose di Zielinski che me ne fanno parlare sempre bene, cioè il controllo di palla, orientato, se ne va, qualche brioscina, bene, mi sta piacendo. E bene anche Bobotta, ma molto molto bene Anghissà. E secondo me Spalletti ha fatto una scelta giusta, saggia e lungimirante quando nei cambi, nelle varie rotazioni dei cambi, ha provato Anghissà centrale, perché devi avere in questo momento un'alternativa a Lobotka, proprio perché in questo momento non hai DM. È tutta la situazione di DM, poi con calma ne parleremo, non mi è piaciuta l'uscita di DM, cose evitabili, perché poi è un portiere un ogni show, e quindi non si sa se la situazione del portiere, e chi là a centrocampo, Fabian separato in casa, e Demme ci mette il carico da 90 che si è appiccicato con Anghissà, e Osimhen che si appiccica purissimo con Anghissà e ce l'hanno con tutti, con Politano che se voleva andare, insomma, tutta una serie di piccole cose che però la fanno. Quando poi si vince, lo vedete Osimhen quanto è rimasto in campo, io l'ho visto quanto è rimasto a saltare con la curva che non se ne voleva andare più. Sono cose importanti e la vittoria poi ti dà fiducia, ti smussa anche quelle piccole delusioni personali che ogni giocatore può avere, e quindi bene così. Quindi mi è piaciuto la scelta di Spalletti di poi mischiare le carte a centrocampo e di cominciare a provare Anghissà come fulcro centrale, se vuoi mantenere questo 4-3, che in questo momento sì, si può riempire di più l'aria, però in questo momento sta funzionando. Partita autoritaria, vogliamo dire che il Monza è quello che è? Sì, lo diciamo che il Monza è quello che è, ma comunque tu devi fare il tuo dovere e il Napoli lo ha fatto, quindi con calma, sempre con moltissima calma. Quindi dicevo che mi è piaciuto Kim, che poi si è tolto anche la soddisfazione del gol, in uno stadio che era quasi, qualcuno se ne stava già andando, un po' distratti, poi gente che guardava il telefono, eccetera, eccetera, è arrivato anche il gol di Kim. Devo rivedere tutto, agli addetti ai lavori dico, e anche ai tifosi, quelli più appassionati. C'è un modo solo per vedere le partite come si deve e poterle poi analizzare. Uno, te la vedi allo stadio, poi torni a casa e te la rivedi, perché allo stadio vedi certe cose e in TV ne vedi altre, e quando te la rivedi in TV, ovviamente, senza il patè d'olive del risultato, vedi tutta una serie di cose. È l'unica cosa, se siete giornalisti e volete fare i giornalisti seriamente, questo è l'unico modo, altrimenti se l'avete vista mezza volta, se avete visto solo gli highlights, qualche cosa vi sfugge, qualche cosa vi sfuggirà, e quindi serve la doppia visione. Purtroppo non tutti possono farlo, mi rendo conto, ma se poi è il vostro lavoro, fatelo bene, si può fare, fate solo questo, e allora solo voi, una volta, insomma, 2 volte a settimana lo dovete fare, e lo potete dover fare, lo dovrete poter fare. Parentesi chiusa, Kvara è un mostro, Kvara è un mostro assoluto, lo ribadisco, Lozano forse ancora qualcosa di meglio si può fare, Osi si è mangiato il golletto, l'altro però l'ha fatto,
sta comunque a 2 partite 2 gol e non si può dire il contrario perché è la verità. E poi rivediamo che insomma Spalletti vuole utilizzare Zerbin, è giusto che non siano entrati i nuovissimi, non c'era bisogno. Capisco l'entusiasmo della piazza che voleva vedere Ndombele, voleva vedere Raspadori, Simeone, ma non c'era bisogno e non devi mortificare quelli che sono rimasti finora, che sono i primi panchinari, eccetera, eccetera, perché per il gruppo è importante questo. Quindi giusto far entrare un ass al posto di Osimhen, è giusto dargli una vetrina, ha fatto anche degli spunti interessanti un ass, è chiaro che è facile quando stai vincendo e quindi la squadra avversaria è un po' stordita, e serve pure perché se lo devi piazzare, qualche squadra lo vede e se lo può portare a casa. Poi chi altro è entrato più? Ovviamente è entrato Olivera, qualche accelerazione interessante, secondo me ci vuole ancora un po' di tempo, ma si può fare per far rifiatare Mario Rui, perché Mario Rui non le può fare tutte come l'anno scorso. E anche lì, per esempio, c'è stata quella munizione che prende Di Lorenzo, anche lì ci siamo guardati e Fabio abbiamo detto forse potresti far entrare Zanoli, vedevamo Zerbin, allora forse mette Zerbin in difesa e che Zanoli, perché poi ci ritroviamo di fronte di nuovo che Di Lorenzo le deve giocare tutte, da ammonito e non va bene. Quindi qua deve dimostrare saggezza Spalletti. È chiaro, non le può fare entrare 11, ha dovuto parare delle scelte anche giuste, anche sagge. Per esempio Elmas, che per me ha fatto un buon impatto. E lo metti 5 minuti al posto di Kvara e poi lo devi indietreggiare perché entra Zerbin e quindi diventa prima alla sinistra, poi mezzala destra, si deve alternare con Zielinski nelle varie zone del campo. Insomma, si può fare. Pompieriamo. Non lo so se Spalletti ha pompierato, voi dovete pompierare me. Ci dobbiamo ricordare che il Napoli, tranquillamente, l'anno scorso, 8 vittorie, ci sentivamo imbattibili. Ad un certo punto qualche crepa si dovrà pur vedere perché è impossibile una squadra che non sbaglia niente, è impossibile, sarebbe assurdo anche pensarlo. Però nel frattempo ci godiamo il percorso perché io, che sto qua, sono ospite, non sarò fisso purtroppo, mi sono divertito. Se il Napoli ti continua a far divertire, con queste prestazioni poi anche autorità, secondo me andiamo bene. Se poi dobbiamo scudetto, perché poi diventa pressione e con la pressione non sappiamo i giovani nuovi come se la cavano, è tutto un po' calma, si va su orecchie basse, la testa bassa, ci divertiamo da fuorigrotta, da Piazzale Tecchio praticamente, Valerio Fluido e tutto, e vediamo che succede. Domani possono capitare video a raffica, lasciate i like, vi iscrivete al canale, ci vediamo al Sea Legend il 25 per un po' di musica dal vivo, che vi devo dire più?